Oggi ho il piacere di farvi vedere un aspetto dell'attività di un artista, o in questo caso della mia attività, che è la realizzazione dei bozzetti. In realtà si tratta di un aspetto abbastanza raro, ecco, nella mia attività, perché difficilmente io realizzo dei bozzetti prima di realizzare un'opera. Un po' penso a causa del fatto che qualcosa in me mi dice che, non so, se realizzassi il bozzetto di ogni opera, o in alcuni casi, ecco, se realizzassi il bozzetto di un'opera è come se sentissi che la mia energia finisce, l'energia, chiamiamola creativa, potrebbe esaurirsi nella realizzazione del bozzetto prima di affrontare quindi l'opera in sé per sé. Ma ci sono dei casi, come il caso di questa serie di opere che vorrei realizzare, in cui forse non si può fare a meno di anche un veloce bozzetto, soprattutto quando bisogna affrontare problemi compositivi e poi in fondo la composizione è forse la vera chiave del genio artistico. È veramente forse lì cioè dove si fa la differenza, ecco, nella composizione. Anche perché molte cose si possono imparare nel corso del tempo, invece certe, come possiamo dire, certe inclinazioni o una certa capacità di creare una composizione interessante, ecco, forse la si può affinare nel tempo, ma non più di tanto. È che, ecco, lì è veramente, in molti casi, quello compositivo è veramente un talento, anche dal punto di vista visivo. A volte però è necessario, ecco, un bozzetto, come in questo caso, almeno secondo me. A parte questo, volevo farvi vedere appunto questo aspetto dell'attività di un artista, in particolare della mia attività, proprio per continuare questa serie di video che sto realizzando sia per YouTube che per Vimeo, e vi invito a seguirmi, se vi fa piacere, iscrivervi al mio canale su YouTube. Perché ecco, questa fa parte, diciamo, questo breve video, questo piccolo video fa parte proprio di questa serie di video in cui io sto cercando in qualche modo di mostrare tutti gli aspetti della vita di un artista contemporaneo, nel mio caso la vita mia, di un giovane artista contemporaneo siciliano che al momento vive in Sicilia, anche se penso di trasferirmi presto, o almeno questo è il mio desiderio, è uno dei miei progetti. E, e quindi, ecco, non poteva in un certo senso, secondo me, mancare, tra i tanti aspetti che vi mostrerò, anche aspetti, diciamo, della vita, oltre che dell'attività artistica, e poi in fondo nell'arte penso che vita e attività artistica si fondino estremamente, o almeno questo è il mio caso. E dicevo, non potevo che mostrare anche questo aspetto, seppure raro nel mio caso, della mia attività, cioè l'aspetto della creazione, della realizzazione di bozzetti preliminari all'esecuzione di un'opera. Solitamente, come fanno tanti miei altri amici artisti, io prendo così un foglio all'interno di un album, nel mio caso, e realizzo direttamente il disegno, soprattutto nel caso in cui non mi serve studiare dei colori, ma mi serve solo studiare, come in questo caso, soprattutto la composizione. Il disegno è più così per io comprendere meglio poi come potrebbe essere il risultato. In realtà queste linee che vedete addirittura si riferiscono alla forma stessa del supporto, perché a me piace usare forme, diciamo, un po' più strane di supporto.
E quindi anche oggi, ecco, vi ho mostrato un altro aspetto, spero che gradirete questo video e spero soprattutto che mi vorrete sostenere, sostenendo me, sostenere, potremmo dire così, la presenza dell'arte contemporanea in qualche modo anche su canali quali YouTube, e quindi spero appunto che mi sarete vicini in questa mia avventura anche nel mondo di YouTube, iscrivendovi al mio canale.